Napoli capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. In questa puntata i protagonisti Pizza Fritta e Diego Armando Maradona. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Sono Amedeo Palumbo e dal 2020 racconto ai miei 100.000 follower gli usi, i costumi e la tradizione di Napoli. Sono Valerio La Rosa, ho 48 anni e da piccolo volevo fare il fruttivendolo. Sono Franco Massimo, attenzione, Franco è il nome e Massimo è il cognome. Ho 54 anni, il mio sogno era di diventare un calciatore di pallone. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Teresa Iorio della pizzeria Via Foria. Sono Gianni Briglia, pizzaiolo della Pizzeria del Popolo, sita vicino alla Basilica della Madonna del Carmine. Sono Vincenzo Durante, 1947, Pizza Fritta a Forcella. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Salita Ritiro della Purità, uno dei vicoli caratteristici di Napoli, a pochi passi da Via Foria. Qui ho appuntamento con Amedeo. Via Foria è una delle arterie storiche più importanti di Napoli. Lunga circa 1 chilometro, si estende dal Museo Archeologico Nazionale fino a Piazza Carlo III, attraversando una zona ricca di storia, cultura e architettura. Lungo tutta la strada si trovano numerosi edifici storici, con facciate imponenti e decorazioni che raccontano la Napoli aristocratica del passato. Sono Amedeo Palumbo e dal 2020 racconto ai miei 100.000 follower gli usi, i costumi e la tradizione di Napoli, e in particolare la sua cucina. Buongiorno Amedeo! Ciao Enrico! Come stai? Una bellezza, tu come stai? Tutto bene, Amedeo, qua veramente si respirano tutti i profumi e gli odori di Napoli. Ma a proposito di odori, si è fatto orario. Dove mi porti a mangiare? Henry, oggi ti faccio arracreare. Ti porto da Teresa Iorio. Sono Teresa Iorio della pizzeria Via Foria. Da me trovi amore e passione. Perché? Perché la pizza mia è femmina. Maccata! Teresa Iorio, un pizzaiolo donna o una donna pizzaiolo, questo lo vedremo. Ma cosa mi fai mangiare? La tradizionale pizza fritta napoletana che l'ha fatta in due fugone. Donna mia, sente già, sente già! Fidati, vieni appresso a me. Cominciamo a bu, paga pizza is. Perché mangia la pizza da me? Perché è buona! La pizza fritta napoletana è uno dei simboli più autentici e popolari della tradizione gastronomica di Napoli. Nata come una variante povera della pizza classica al forno, è diventata un'icona culinaria amata in tutto il mondo per il suo sapore unico e la sua storia legata alla cultura popolare partenopea. La pizza fritta si distingue per il suo impasto morbido e leggero e ogni morso è un'esplosione di sapore. Teresa, buongiorno! Buongiorno, ma che piacere, come stai? Una bellezza, come stai? Bene, bene. Guarda cacchi ti ho portato. Piacere, Teresa. Piacere mio, Ma che Teresa. piacere. Il maestro Enrico Porzio. Che bello. Enrico, qua ti faccio mangiare la migliore pizza fritta che tu potevi mangiare in tutta la vita tu. Amedeo, la tua pizzeria preferita. Teresa è una tua amica. Potevi mai dire il contrario? Fa una cosa, prendi un bel tavolo che mi faccio 2 chiacchiere con Teresa. Va bene, vi lascio parlare allora. Allora, Teresa, innanzitutto, pizzaiolo donna o donna pizzaiolo? No, pizzaiola
Donna con la U. Cara pizzaiuola con la U, da quanto tempo fai questo lavoro? Allora, da pochi giorni. Mamma. Dimmelo. La prima pizza Sì. ha già mancata 11 anni. Praticamente ti hanno partorito coppa di banca da pizza. Senti, ma sempre in questa sede? No, è ricasto una via fuori da un anno. L'altra sede la tenga 20 anni. Senti, bella storia. Bellissimo. Comunque, non mi basta. Immagina Andricano poco. Dimmi, Portami nella tua postazione di lavoro. sei curioso? Eh sì. E vieni appresso a me. Ma che pizza è? Teresa, una grande pizza fritta a quanto sembra con un impasto classico. Un doppio zero, Enrico. Idratazione, Il 60%. lievitazione, 24 ore. cottura. Lenta, docile e mai aggressiva, Enrico. Sembra quasi una sfida. E allora, oltre al tuo cavallo di battaglia, il famoso battilocchio, una pizza dedicata a Diego Armando Maradona. Bellissimo. Me la fai? Certo che te la faccio, Enrico. E allora io raggiungo Amedeo e tu strapizzami di coccole. La pizza di Maradona. Ce l'ho. Amedeo, eccomi qua. Eccoci qua. Allora, devo dire la verità, locale simpatico, carino, anzi come dicesse mamma, piccirill, macchine di pensione. Secondo me Teresa non è neanche tanto superstiziosa. Ma da cosa l'hai dedotto? Un locale chi ne conosce? La più amata dai napoletani è la classica completa, con un ripieno di ricotta, provola o fior di latte, ciccioli di maiale, pomodoro e pepe. Si chiude come un calzone e si frigge fino a ottenere un colore dorato e una consistenza fragrante. Senti, ma da quanto tempo vieni in questa pizzeria? Allora, da quando ho aperto? Prima quando stava già nei pressi di Piazza Borsa, che sta ancora. Sei un cliente proprio fidelizzato, vai, e ti sei mai mangiato su battilocchio? Ma no, io sono a dieta, lo sai. Cerco anche di mangiare qualche pizza a forno, però comunque in inverno una pizza con su fritta non me la faccio scappare. Io sto cantando. Ehi, ma Teresa è la sorella di una delle cantanti più famose a Napoli, Valentina Stella. A te non so niente. Ma sono solo due sorelle allora? Lei era uguale a due sorelle, io sono 20 di loro, sono 20 figlie, 11 sorelle e 9 fratelli. Caspita. Ehi. Tutto pizzaiolo. I maschi. I maschi. Di femmina solo lei, la pizzaiola. E fosse solo questa, 86 nipoti e 78 pronipoti. Cioè, praticamente chi sticcava veramente a televisione a casa è nata nei proprio. Andiamo solena, non aspetta di mano, che indifferentemente si tu macire in un driga niente. Ah! Bellissimo. All'anno rubati l'occhio. Questo è piccolo. Signore, allora chi sto battilocchio mio? Con un po' di ricotta, cicola, pepe, basilico e a pomarone. Buon appetito. Grazie. Amedeo, senza fare gli egoisti, giusto a metà, Però c'è una cosa, di solito i battilocchi a Napoli sono un po' più piccoli. Ma Teresa fa tutte cose in grande. Me ne sono accorto. E pensa che c'è sta chi lo chiama battilocchio e chi lo chiama pesciatillo, dipende dalla zona, In questa zona lo chiamano battilocchio. Battilocchio. Senti, io per assaggiare prima l'impasto vado sul puzzutello Ma tu sei intendi e dove? poi dopo inizio a provare tutti insieme. Ma che stai facendo? Che? Che se mangi che mano? Che mano le mangiamo? Ma a tuo cospetto, capì? Uno si inibisce. Impasto, croccante fuori e morbido dentro. Mollica
ben cotta. Guarda, vedi? Senti il profumo? Frittura perfetta, pizza non unta. Bella asciutta asciutta. Henry, che stai facendo? La pizza la mangi che mangi? Hai ragione, però io la devo prima tagliare e poi assaggiamo quella col condimento. Ok? Mozzarella sciolta bene. Quindi vedi che tutti gli ingredienti si sono assemblati e cotti veramente bene. Adesso si va così e assaggiamo. Il 3C. C'è una sa. Giusto per accompagnare. Vedete, lei la chiama il battilocchio. Alla fine è una pizza fritta completa, perché ci stanno tutti gli ingredienti, no? Quasi completa, quasi completa. E poi si mangia. Ci sta che ci mette un salame dentro, no? No, a me la pizza fritta completa napoletana è con i cicoli. Sì, ma senza ricotta però. No, che non ci troviamo. A me che non ci troviamo. La pizza fritta completa è con ricotta, mozzarella, pomodoro, chico e pepe. Perciò si chiama completa. Ma è senza ricotta. Comunque, la ricotta o senza ricotta, È questa è una grande pizza fritta battilocchio. Pizza battilocchio. Pizza battilocchio. Guarda, hai esagerato con chi tu batti l'occhio. Ma erano riello, erano mangiato. A me comunque questo famoso battilocchio veramente buono, anzi buono, ma non mi sorprende perché il suo pezzo forte era normale. Io voglio vedere mo come si mette con Maradona. Maradona? Che c'entra un Maradona? Per metterla in difficoltà, le ho chiesto una pizza dedicata a Diego Armando Maradona. Secondo te? La farà bene e ti sorprenderà. Mo vedremo, Nato a Villa Fiorito, un sobborgo povero di Buenos Aires, Maradona iniziò a giocare a calcio giovanissimo, dimostrando un talento fuori dal comune. Dopo le esperienze con l'Argentinos Juniors e il Boca Juniors, si trasferì in Europa per giocare nel Barcellona. Diego Armando Maradona è stato uno dei più grandi calciatori della storia, una leggenda vivente, non solo per il suo talento eccezionale, ma anche per il suo profondo legame che lo unisce alla città di Napoli. Il suo nome è sinonimo di passione, magia e redenzione. Infatti i napoletani lo considerano il Dios. E tanti sono i murales dedicati a lui che colorano la città. Ecco la pizza dedicata a Maradona. Tiè. Henry, dopo la sua dedica, caccio la nostra. Oh mamma, oh mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto la pizza fritta, ehi mamma, innamorato son. Terry, il pallone di Maradona. O pallone Maradona, sì, ma sto segreto a ridere. Sarebbe Allora, a Maradona le piaceva spaghetti agli olio. un spaghetto di una pizza. No spaghetti, ha rivisitato spaghetti. E sarebbe Ha messo aglio, olio e peperoncino. Linda pizza. Tinta pizza. Poi ci ha messo a sugo, olive nere e un po' di prezzemoli. Linda pizza. Tinta pizza e ci ha messo ancora una da cosa. E che cosa? Un po' di pane rattato, saltato come le piaceva a essa. Linda pizza. Tinta pizza. A me non ci resta che assaggiare. Pronto? Grazie Terry. Sempre al 50%, eh? Sempre. A me può se si posata. Posate. Pigli che in mano tu, e pigli che in mano me. Oh.
Sempre solo l'impasto, che dovrebbe essere lo stesso. Ti seguo. Non mi fido e vado ad assaggiare. Ma è che dura. Vedi, una delle rivisitazioni e poi c'è mi sa ricordo. Il profumo prevalente, le acciughe e le olive nere. Guarda, è qualcosa di incredibile. Enrico, se la dovessi descrivere, che sei più primo o secondo scudetto del Napoli? Pure di Maradona non giusti. Chist. Io terzo scudetto! Ma poi da che mondo è mondo, qualsiasi tipo di pizza si fa con basilico. Tenete da fatta. Ci ha messo il prezzemolo. Non so se è stato fortunato o coraggioso. Comunque pure qua ci ha avuto ragione. Bel sapore. Guardate, rubato qui tu parlo di Maradona. Modestamente, cammini 1-0 per Teresa Iorio. Ma comunque, secondo te e sinceramente, Teresa si merita il grembiule di strapizzami di coccole? Enrico, secondo te, pizza fritta tradizionale detta era nel suo forte e vabbè, l'hai voluto mettere in difficoltà con una pizza dedicata a Maradona e ti ha sorpreso, secondo te, dici tu. E allora io innanzitutto ti voglio ringraziare perché mi hai fatto capire insieme a Teresa che veramente la pizza è femmina. E poi ho due notizie per te, una bella e una brutta. Curioso. Da quale vuoi iniziare? È bella. Raggiungo Teresa per consegnarle il grembiule di sta pizza di cocco. È a brutto. Favo punto. Ma l'ha fatta. Teresa, complimenti. Grazie, Enrico, Una grazie. pizzeria in cui si mangia come a casa propria. Piccola, ma dai grandi sapori. E poi le tue pizze. Iniziamo dal battilocchio. Dal battilocchio. Dal battilocchio! Una pizza così non l'era mai vista. Un mix di ingredienti veramente equilibrati. E poi tu li metti in difficoltà con la pizza di Maradona. E tu che hai fatto? Il pallone di Maradona. Hai pensato al primo piatto preferito di Diego e l'hai messo all'interno di una pizza. Teresa, hai spaccato, proprio come Maradona spaccava le partite. E allora ti consegno il grembiule di strapizzami di coccole. Aspetta, un minuto, Henry. Pure tengo un pensiero per te. Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, chi sto tu, Henry? Te lo sei meritato. Grazie, non l'avevo proprio capito che eri superstiziosa, Per niente. E allora io, insieme a Corno e insieme a Teresa, vi saluto a modo mio. Replicate, ma non imitate, perché pure a dire che la pizza è femmina, sa da saper fa. Ciao. Via Salvatore Trinchese, nei pressi del Teatro Viviani, nel cuore di Napoli, Forcella. Qui ho appuntamento con Franco, Chef Franco. Forcella è uno dei quartieri storici e popolari più noti della città, situato nel cuore del centro storico di Napoli. Questo quartiere prende il nome dall'antico incrocio a forma di forcella, creato dalle sue vie principali, ed è un luogo ricco di storia, tradizione e cultura. Nota anche per essere stata raccontata nei film di Totò e nei romanzi di Elena Ferrante. Sono Franco Massimo, attenzione! Franco è il nome e Massimo è il cognome. Ho 54 anni. Il mio sogno era di diventare un calciatore di pallone. Però nella vita poi ho fatto il rappresentante per un'azienda alimentare. Ho sempre cucinato per la mia famiglia e grazie ai miei figli, che sono famosi youtuber, oggi anch'io ho un canale di cucina. E se volete seguirmi, Chef Franco. Franco, che vedi. piacere rivederti, come stai? Tutto bene, tu? Bene, ma potrei stare meglio. Ho una fame incredibile, se è fatto orario. Dove andiamo a mangiare? Ti porto a mangiare da pizza fritta 1947.
Sono Vincenzo Durante 1947 Pizza Fritta a Forcella e nel 2014 ho rilanciato la pizza fritta dopo le pizzerie storiche e nella mia pizzeria mangi solo pizza fritta. E che mi fai mangiare? Scarolì. Scarolì. E che pizza? Henry, è una pizza fritta che scarò. Ma tu devi mangiare la pizza? Sì. E vieni appresso a me. E va che pizza è? Perché dovreste mangiare la pizza fritta qui? Perché la tengo bionda bionda. La pizza fritta non è solo un cibo, ma un simbolo culturale. È la pizza che si mangiava per strada, nei vicoli di Napoli, preparata dalle mani esperte delle donne napoletane, spesso chiamate pizzaiuole, che friggevano la pizza davanti alla porta di casa per venderla ai passanti. Uno dei riferimenti più celebri alla pizza fritta è nel film L'oro di Napoli, con Sofia Loren, dove la protagonista interpreta una pizzaiola che frigge e vende pizze al popolo. Ciao Enzo! Ciao Franco. Come stai? Tutto bene. Guarda chi ti aiuta. Enrico Pozzi. Piacere Enzo. Piacere mio Enzo. Enrico, ti ho portato nel regno della pizza fritta. Ormai una cantilena, già conosco. La meglio pizza, un re la pizza, come si mangia la pizza. È il tuo amico, è la tua pizzeria preferita. Non puoi dire il contrario. Allora fai una cosa, prendi un bel tavolo che fra poco iniziamo a mangiare e nel frattempo faccio due chiacchiere con Vincenzo. Vince, allora, veramente è un grande piacere. Però voglio sapere, ma tu da quanto tempo fai il pizzaiolo? Nel 2004 ho iniziato come friggitore rosticciere, poi nel 2014 la passione per la pizza fritta mi ha portato ad aprire questo locale. Tieni presente che io da bambino facevo colazione, invece la favo cornetto, la facevo la pizza fritta. Abbiamo scoperto allora che oltre alla colazione americana c'è stata una colazione napoletana. Senti, però è una bella storia, ma a me non mi basta ancora. Io voglio andare a curiosare nella tua postazione di lavoro. E vieni a pensare a me. Ma che pensa isso? Allora, Vince, la vera pizza fritta, quella dei vicoli di Napoli, con un impasto classico direi. Impasto diretto con una farina 00. Idratazione. Al 65% come si porta mo. Lievitazione. Poi una prima, poi una dopo. A cottura. Lenta, docile, mai aggressiva e soprattutto bionda bionda. Ma stai sfidando? E allora te lancio io una sfida a te. Oltre al tuo cavallo di battaglia, Scarolì, mi devi fare una pizza dedicata a Diego Armando Maradona. Me la fai? È certo che te la faccio. E allora io raggiungo Franco e tu, strapizzami di cocco. La pizza di Maradona. Domenica mattina. C'ho un'idea. Franco! Caro Enrico! Ah, finalmente. Finalmente. Franco, ma quanto è bello sto Questo è bello. un palazzo antico che è diventata una pizzeria. Ma poi, i pavimenti della casa della nonna, i tavoli in marmo e vicino ai muri. Maradona. San Gennaro, Sofia Loren e i Cuniciri. Senti, ma sei sempre stato cliente di Vincenzo? Sono 6-7 anni che lo conosco e ti posso dire che la pizza fritta qua Enrico è uno spettacolo. E ti sembra mangiare a Scarolì? A di fuori una scarolina. Eh. Allora, lui fa la tradizione, faccia gialla che è dedicata a San Gennaro, a Reginella. E non ti dico quella là col profumo, la genovese. Sono uno spettacolo. Tutto uno spettacolo. Fermate un attimo. Mamma, ci scusate di dire, ah cicola e ricotta che è uno spettacolo. Pure che? Pure quello è uno Sì, spettacolo. ma stiamo a teatro o stiamo a pizzeria? Oggi la pizza fritta ha ritrovato il suo posto d'onore nella gastronomia napoletana. È servita sia nelle pizzerie storiche che nei locali moderni, mantenendo però sempre il suo legame con la tradizione. Varianti più creative includono farciture con salumi pregiati, verdure di stagione o persino versioni dolci.
questa è la mia scarolina. Scarola saltata in padella. Provala e non pochi peperoncini. Buon appetito. Grazie, grazie. Chef, È uno spettacolo. non ci resta che assaggiare. Assaggiamo, vai. Visto che ho la fortuna di essere seduto a tavola con uno chef, voglio sapere tu come fai la scarola? Allora, la scarola la faccio sia da me. Olio, aglio, dei pinoli, qualche acciuga, poi la scarola, la meccarina. E come si dice a Napoli, la facciamo a musciò. La faccia a muscià, per gli amici di tutta Italia, la faccia appassire. Da te, metà a me. Bravo, stai facendo? Oggi tagliamo la pizza. La pizza, soprattutto che la fritta, si mangia che mano. E fammi vedere. Bravo. Secondo me Vincenza a scarola cucina proprio come hai detto tu, perché sento l'oliva, l'acciolina. Guarda, sono veramente i sapori che ti riportano alla vigilia di Natale, la famosa pizza di scarola, no? Un cirasiello si sente, eh? C'è da essere il giusto equilibrio, perché troppo e neanche troppo poco, quindi il giusto equilibrio. Ma poi guarda, cioè, punto quasi zero, pari allo zero, quindi questa è una maestria di Vincenzo, cioè, non è facile avere una pizza fritta con poco unto. E lì ti è piaciuta questa pizza? Franco, i piatti parlano da soli. Devo dire la verità, una scarola soprattutto cotta in modo egregio, né tosto e né musci, come diciamo a Napoli. Però io non ci ho voluto mettere in difficoltà. Gli ho chiesto di farci una pizza dedicata al Dios, al re del calcio, al pibe de oro, a Diego Armando Maradona. Il 5 luglio 1984 Maradona arriva a Napoli, accolto da 70.000 tifosi in delirio allo Stadio San Paolo, oggi Stadio Diego Armando Maradona. Ma a Napoli Diego trovò non solo una squadra da guidare, ma anche una città che lo accolse come un salvatore. In un periodo di difficoltà economiche e sociali, Napoli vedeva nel calcio una via per il riscatto e Maradona era l'uomo giusto per portare la città alla gloria. Infatti trasformò il Napoli in una delle squadre più temute d'Europa, conquistando titoli e lasciando un'eredità indimenticabile. Il primo scudetto del Napoli arrivò il 10 maggio del 1987, grazie alla bravura e la maestria del Dios. E questa è la mia pizza per Maradona. E come si chiama? Oh mamma. E che c'è stato? Provola, cicoli e pomodoro. Enzo, ma è una pizza fritta tradizionale, perché mi sta ricordando di Armando Maradona? I suoi fucili. E Forcella è la roccaforte dei tifosi del Napoli. E la domenica mattina, insieme ai miei amici, sta pizza da Zia Giolinelli, un bel bicchiere di birra. Dopo, in carovana verso lo stadio e tutti quanti insieme. Oh mamma. Oh mamma. E mo buon appetito. Sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona. Hey, mamma, innamorato sono. Ma assaggiamola, Franco. Permetti? Sì, adesso invece. La pizza fritta di Maradona. Si spacca così.
Frank, tira il tuo pezzo. Quanti sciolti. La pizza fritta che 3C. Guarda come fila, guarda. Il segnale che è stata cotta bene, guarda. Altrimenti il fior di latte rimarrebbe a pezzettoni. Invece questo, guarda. Diamo coppa da signore, va. È uno spettacolo, questa pizza. È uno spettacolo, per te è tutto uno spettacolo. Uno spettacolo. Sai perché è difficile fare pizza fritta? Perché la pizza fritta ha da essere fine pasto e quindi c'è il rischio che quando la vanno a friggere si può spaccare. Invece loro, perché sono maestri ormai, lo fanno da anni, hanno trovato la giusta quantità di impasto per fare anche una bella pizza fritta. In questo caso loro la fanno tonda, perché a Napoli molti la fanno Pinocchio, come si dice? un battilocchio. Un battilocchio. Che sacca invece è tonda. Ed è ancora più difficile. Però è buona, dai. Buonissima. Oh mamma, che si crede Enrico Porci? Che non sapeva fare pizza di maratona. Enrico, ma ti hanno piaciute queste pizze fritte? Franco, ma che dai già dici? Enzo è un vero maestro della pizza, mi ha fatto mangiare 2 pizze fritte fatte a mastire. E dove le ho mangiate? Nel cuore di Napoli, in un palazzo storico. Mi ha fatto vivere 2 momenti particolari della mia infanzia, 2 momenti festivi. A vigilia di Natale, a casa di mamma, ma soprattutto a domenica in coppa stati a chi apre a maratona. Ma secondo te, se lo merita il grembiule di sta pizza di coccole? Se lo merita, se lo merita. E allora ti voglio stare a sentire. Lo raggiungo e gli consegno il grembiule. E io che faccio? E tu, famo punto. Enzo, complimenti. Grazie. Per la prima volta ho mangiato una pizza fritta in una casa napoletana, all'interno di un palazzo storico. Un locale piccolo, ma molto suggestivo. Le tue pizze fritte poi, ne vogliamo parlare? Scarulì, vigilia di Natale, 24 dicembre, a casa della nonna, i fuochi accesi, i vetri appannati, la zia Carmela che metteva a tavola, mamma che preparava insalate di rinforzo e la nonna friva il pezzetto fritto con la scarola e io le rubavo. Lei, state ferma, se no non ti mangio niente di più. Ma in realtà ne avevo già mangiate 3. E poi, mentre la tua carovana partiva da Forcella intonando "Oh mamma, oh mamma, oh mamma", la mia partiva da Soccavo intonando "Maradona e meglio Pelé, ci hanno fatto mazza tanto per la pe". Prima però, pizza fritta e un bicchiere di birra. Motivo per cui ti consegno il grembiule di strapizza di coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Voglio, replicate, ma non imitate, perché anche rivivere l'infanzia con 2 pizze fritte sa da saper fare. E ricordatevi, la felicità esiste. La pizza fritta e un bicchiere di birra. Piazza Masaniello, Piazza Mercato e Piazza del Carmine. Valerio mi ha detto ci vediamo a quella vicino alla chiesa. Allora è Piazza del Carmine. Con il crescente interesse per il turismo gastronomico, la pizza fritta è diventata una delle tappe obbligatorie per chi visita Napoli. Alcuni tour culinari includono degustazioni di pizza fritta in diverse pizzerie storiche, spiegando ai partecipanti le origini e i segreti della preparazione. Un bicchiere di birra fresca è l'abbinamento perfetto. La leggerezza e le bollicine della birra aiutano a bilanciare la ricchezza della frittura. Sono Valerio La Rosa, ho 48 anni e da piccolo volevo fare il fruttivendolo.
Da grande mi ritrovo a fare l'avvocato, ma la mia passione per la cucina ha superato ogni tribunale. Ora sono un food creator e le mie ricette e le mie storie le potete trovare sulle mie pagine social. Chef Valerio La Rosa e per gli amici Chef in cravatta. Valerio, Enrico! come stai? Bene, tu? Bene, però ti prego, visto che fa un freddo cane ed ho una fame da lupi, dimmi dove andiamo a mangiare. Ti porto a mangiare una bella pizza alla Pizzeria del Popolo. Sono Gianni Briglia, pizzaiolo della Pizzeria del Popolo, sita vicino alla Basilica della Madonna del Carmine. Le nostre pizze sono classiche della tradizione napoletana, senza fronzoli. E che pizza mi fai mangiare? Pizza fritta su fritta e provola. Su fritta e provola. Ma sa per fa? Ma tu devi mangiare la pizza E vieni appresso a me. va a pensare. Perché dovreste venire qui? Perché la nostra pizza è semplice e autentica come la nostra città. Alcune frasi o proverbi riflettono la sua importanza culturale. A pizza fritta non se nega a nessuno. La pizza fritta non si nega a nessuno. Un modo per dire che è un cibo democratico, alla portata di tutti. Fammi una pizza fritta e passa tutto. Usato per dire che una buona pizza fritta può risollevare l'umore. Sia pizza scoppia è colpa do pizzaiuolo. Se la pizza scoppia è colpa del pizzaiolo, per sottolineare quanto sia importante la manualità nella preparazione. Caro Gianni, Qui, Valerio carissimo. guarda chi ti ho portato, il maestro Enrico Porzio. Piacere Enrico. Gianni, piacere mio. Enrico, qua siamo nella patria della vera pizza napoletana, un pizzaiolo vero della tradizione napoletana, ma poi fa una pizza fritta. Vale, tu invece fai chef, in farla tu. Allora, fai una cosa, prendi un bel tavolo, inizia ad ordinare da bere, io nel frattempo faccio 2 chiacchiere con Gianni. Mi raccomando, fai presto che tengo fame. Ti raggiungo. Allora, Gianni, pizzaiolo da quanto tempo? Sono appena 36 anni Enrico. Hai iniziato da giovanissimo. A 16 anni. E sempre qui a Piazza Mercato. No, in verità ho iniziato a Via Tribunali, in una nota pizzeria del centro storico. Poi da 20 anni siamo qui a Piazza Mercato. Senti, ma come è nata la tua passione per la pizza? Passione vera e propria non è nata, veramente è stato per un fatto di necessità. Poi la passione è venuta dopo. Bella storia Gianni, però non mi basta. Ma già fanno pochi fatti tu. Portami nella tua postazione di lavoro. Tranquillo, vieni appresso a me. Ma capisci? Allora Gianni, una vera pizza fritta napoletana, direi con un vero impasto napoletano. Assolutamente sì Enrico, questo è un impasto diretto con farina 00. Idratazione? 65-70%. La lievitazione? Lievitazione 8-12 ore. Cottura? Henry, cottura lenta, docile e mai aggressiva. Ma mi stai pigliando in giro? Assolutamente. Io ti metto in difficoltà, oltre al tuo cavallo di battaglia, mi devi fare una pizza dedicata a Diego Armando Maradona, me la fai? È certo che te la faccio, Henry. E allora io raggiungo Valerio, e tu? La pizza mi dico. Diego Armando Maradona. Valerio, eccomi qua. Allora, com'è andata? Vale, bene, questa è la vera pizzeria napoletana. I colori chiari, gli arredi semplici, le sale piene, la cosa più importante. Ma tu da quanto tempo vieni a mangiare qua? Ti tenevi capire. Una ventina d'anni, abbastanza insomma. E quando fa freddo hai sempre mangiato questa provola e soffritta? Mi sono meteopatica. Quando fa freddo, provola e soffritto mi riscalda. Poi quando sono belle giornate, una cosa fresca, una capricciosa, una marinara, una margherita. Vale, e quando tempo è incerto? Quando è un tempo incerto, una bella 4 stagioni. Ah boh, comunque io mi fido di te, speriamo bene. La pizza fritta veniva spesso chiamata anche pizza a 8, in riferimento all'usanza di pagare il conto dopo 8 giorni. Chi non aveva soldi poteva prendere una pizza e promettere di saldare il debito entro una settimana.
Questo sistema basato sulla fiducia era una testimonianza della solidarietà tipica dei quartieri napoletani. Ragazzi, ecco la mia pizza fritta, provola e soffritto. Buon appetito. Grazie. Che profumo. Non ci resta che assaggiare. Morbidissima, eh? Ma il profumo. E al taglio profuma ancora più intenso. Vale. Lascia a te l'onore. Mangia il piglio pezzo tu, non ti preoccupare, prendi. Ma questa con le mani. Sempre la certo. pigliamo leggermente. Guarda il soffritto, eh. Io non la piego. Esplosiva. Piccante al punto giusto. Un l'imbasso, scioglie. Guarda, la provola sciolta bene. Ingredienti caldi all'interno. Interessa, racconta, che il parere tuo è importantissimo. È molto ma molto equilibrato. E poi è una pizza fritta. Punto quasi zero. Guarda. E non ti fidavi di me. Ehi Gianni, tutto bene? Com'è il soffritto? In verità, Manuè, la stanno provando adesso. Io sono fiducioso, lo sai, il nostro soffritto è super. Non ti preoccupare, siamo forti. E tu volevi stare a dieta? Tu non ci puoi stare a dieta, è impossibile. Vale, per scaffà pure oggi. Non questo freddo, guarda. Una pizza col soffritto, va. Io mi sento già caldo proprio. Ti apre i polmoni. Allora, Rick, com'era? Vale, sinceramente non era facile dare equilibrio a questa pizza fritta, però era buona, veramente buona, anzi, poeticamente parlando, che se una pizza che ti infiamma la bocca e ti riscalda il cuore, però era il suo pezzo forte, tutto normale. Voglio proprio vorrire, ma che ci fa la pizza di Maradona. Maradona, anima appropriatore. Permetti un pensiero poetico? Prego. Sangian, non ti cruciare. Tu lo sai, io ti voglio bene. Ma una fin di Maradona, squaglio sangarin de vena. E che stai? Maradona non era solo un calciatore per i napoletani. Era uno di loro, un uomo del popolo che capiva la sofferenza, la passione e la resilienza della città. Il suo modo di giocare rifletteva lo spirito di Napoli, creativo, combattivo e pieno di cuore. Durante i suoi anni a Napoli, Diego divenne un simbolo di riscatto per una città spesso dimenticata e criticata. Il suo rapporto con i tifosi era unico, un amore reciproco, viscerale e incondizionato. Ragazzi, questa è la pizza che ho dedicato a Maradona. Come si chiama? Questa si chiama la pizza de oro. Come è fatta? È fatta con salame, cipolla, tonno, provola e pomodoro. Maradona la mangiava al forno, io l'ho rivisitata, l'ho fatta prima fritta e poi ripassata al forno. Buon appetito. Grazie. Vale, profumo c'è. Una montanata fritta ripassata al forno. Assaggiamo. Allora, che ne pensi? Vale, onestamente sorpreso, perché io, che sono un grande tifoso del Napoli e un pizzaiolo, so che effettivamente questa è la pizza preferita di Maradona, in una cultura diversa, però è la pizza preferita di Maradona.
Poi, per un giudizio più approfondito sulla pizza, io direi di continuare a mangiare. Assaggiamo. Gianni, ti posso dire una cosa? Dici, Vittorio, Però Maradona tiene proprio gusto strano. ma tu non hai mai provato sta pizza, Vittorio? No. L'hai provato perché è saporito veramente. Eri, giudizio su questa pizza. Valerio, questa era una pizza dai diversi sapori. Qui abbiamo trovato l'intensità della cipolla, la delicatezza del tonno, la dolcezza del pomodoro, la sapidità del salame e poi l'impasto, croccante fuori e morbido dentro. Insomma, una pizza degna di Diego Armando Maradona. A proposito di Maradona, visto che rifarò il mio menù, me la fai una pizza Enrico Porzio? È certo che te la faccio. E allora stendiamo il disco di pasta sottile con un po' di cornicione. Letto di provola di Agerola, seppia leggermente scottata in aglio, olio e peperoncino, nevicata di pecorino romano e spolverata di pane grattugiato, tostato, aglio e lime. Opla! In forno e dopo una cottura lenta, docile e mai aggressiva, la pizza è pronta e va sfornata, ma va pure completata. Ciuffi di creme di olive di Gaeta e una pioggia di prezzemolo tritato finemente. Guagliù, guardate quanto è bella, guardate che spettacolo, semplice ed efficace. Replicate, ma non imitate, perché pure una pizza Enrico Porzio Sa da saper fare. Comunque ritorniamo a noi. Secondo te Gianni si merita il grembiule di sta pizza viticoccole? Enrico, secondo me ha fatto 2 pizze degne di un vero pizzaiolo napoletano. Vale, e allora dividiamoci i compiti. Io lo raggiungo per consegnargli il grembiule. E io? E tu cavo punto. Gianni, Enrico, complimenti. grazie. Il tuo locale rientra nel vero stile delle pizzerie napoletane. L'accoglienza e la semplicità sono il punto di forza. E poi nelle tue pizze fritte c'è tutta la storicità della friggitoria napoletana. La pizza fritta col soffritto. Un must del periodo freddo. Non semplice da eseguire, ma la tua era perfetta. E poi la pizza de oro. La pizza preferita di Diego Armando Maradona, che era al forno, rivisitata in stile fritto. Una genialata. Motivo per cui ti consegno il grembiule di sta pizza viticoccole e saluto i nostri amici a modo mio. Wagyu, replicate, ma non imitate, perché anche una pizza fritta col soffritto, quando fa frid, sa da saper fa. Il nostro viaggio nella pizza fritta è terminato, ma ora scopriamo cosa pensa Enrico. Prima pizzeria, Teresa Iorio, dove abbiamo assaggiato il famoso battilocchio, che poi in alcune zone di Napoli chiamano pure o pescetiel. Inoltre il pallone di Maradona, il piatto preferito del nostro campione, riportato all'interno di una pizza. Aglio, olio, olive nere, ricotta e un po' di pane rattato. Terè, con questa pizza hai fatto gol! 1-0 per il Napoli. Seconda pizzeria, Vincenzo Durante, 1947, pizza fritta. Qui ho rivissuto la mia infanzia, in modo particolare a vigilia di Natale. A nonna, mamma, a zia Carmela, scarulì, a pizza fritta che scarola. E poi, oh mamma, oh mamma, oh mamma, che non è solo un coro dei tifosi napoletani, ma è anche la pizza dedicata a Diego Armando Maradona. Al primo morso ho rivissuto le domeniche allo stadio e soprattutto invece mi hai fatto rivivere la gioia del primo scudetto del Napoli. E infine Gianni Briglia, pizzeria del popolo. Guagliù, a Napoli non piove mai, ma quella giornata chi sa scorda, fredda e uggiosa. E Gianni che ha fatto? Con la pizza fritta col soffritto ha fatto scinata auto solo. Una zuppa forte tipica napoletana che ti infiamma la bocca e ti scalda il cuore. E poi, qual era la pizza preferita di Diego Armando Maradona? Cipolla, tonno e olive. E Gianni che ha fatto?
prima fritta e poi al forno e ha creato la pizza d'or, la pizza preferita del campione. Pertanto, nella puntata dedicata a Diego Armando Maradona non potevano mancare i 3 fuoriclasse della pizza fritta napoletana, ma grazie al suo folklore, alla sua inventiva e soprattutto al suo cornicello, il mio strapizzami di coccole va a Teresa Iorio! Guagliù, e se vi è piaciuta la puntata, venite a piessa a me. Silenzio! Azione! Indifferentemente si domacci indrida niente. Vincenzo, complimenti. Grazie. Ah, pizza fritta. Teoria napoletana. La pizza. Infatti sto aspettando che si stanno poco zitti, ma non ce la vogliono far fare. Bugiard! Si domacci